Apertura di puntata di Verde a Nord-Est da uno dei ponti più belli, il ponte dell'Accademia, che offre una vista tra le più suggestive di Venezia sul Canal Grande, ma noi abbiamo tante cose assai suggestive da farvi vedere in questa puntata. Linea alla regia Luigi Piasentin e dopo la sigla Verde a Nord-Est può iniziare. La 59esima edizione della mostra dell'asparago IGP di Badoera è stata proprio presentata qui a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. Parola subito ai protagonisti. Nicola Lazzaro, sindaco di Morgano, 59 edizioni per la mostra dell'asparago IGP di Badoera, che ricordiamo è l'unico in Italia a potersi fregiare della dicitura IGP sia per il bianco che per il verde. Assolutamente, perfettamente ragione. Abbiamo un prodotto che è veramente di eccellenza e su questo, insomma, questo ci viene riconosciuto proprio con questo fregio. 59 edizioni, una più bella dell'altra. Ogni anno è sempre un lavoro di squadra. Le associazioni mettono in campo veramente il massimo, tutte insieme, per raggiungere un obiettivo comune, che è quello della promozione del territorio e ravvivare uno spirito di comunità che è veramente importante, soprattutto in questo periodo. Ricordiamo i giorni, sono 2 weekend, sindaco, diamo appuntamento ai nostri amici da casa. Assolutamente, vi aspettiamo il 24, 25 e 26 aprile, poi andiamo al weekend dopo, il 30, il 1 e il 2 per finire il 3 maggio. Ogni sera sapete che è disponibile lo stand gastronomico sia in piazza, gestito dalla Proloco del Comune di Morgano, che presso gli impianti sportivi più strutturato, gestito dal Calcio Badoere. Benozzi, presidente del Consorzio dell'Asparago di Badoera. Allora, 59 edizioni della mostra per eccellenza del vostro prodotto. Che auspici avete? Noi auspici li abbiamo positivi naturalmente sempre, perché sappiamo di avere un ottimo prodotto, un'eccellenza, quindi noi stiamo preparandoci per l'inizio, anzi è iniziata da poco la stagione perché abbiamo avuto un po' di un ritardo per via meteo, però adesso sta partendo veramente bene, speriamo che la stagione prosegua così. Siamo fiduciosi soprattutto perché cominciamo a vedere un'ottima collaborazione un po' con tutti i comparti, dalle amministrazioni alle Proloco naturalmente, e anche tra gli agricoltori, che finalmente speriamo comincino a collaborare per poter affrontare al meglio il mercato, che ci richiede sempre più quantitativi per poter affrontare certi tipi di mercato. Riccardo Barbisan, consigliere regionale, un evento importante questo per la provincia di Treviso ma anche per il Veneto, la mostra dell'asparago di Badoera, che mette appunto in mostra una delle eccellenze della nostra campagna. Sì, alla 59esima edizione ormai questa mostra si è guadagnata i favori non solo del territorio dal quale nasce e dove era già nota da tempo, ma anche al di fuori dei confini provinciali e anche regionali. Direi che c'è un interesse per questa realtà che ha saputo appunto conquistare palati, ha saputo conquistare mercati, ha saputo far capire che dalla terra, dal frutto della terra, attorno vi può essere un'economia, ci può essere lavoro, innovazione e capacità di raccontare il proprio territorio e intorno a questo fare comunità e coesione sociale. Nella sua presentazione lei ha ricordato che è importante non solo il prodotto ma anche il territorio, e lo ha detto citando il fatto che quando si atterra a Treviso
una delle prime cose che si vedono sia di giorno che di sera è la rotonda di Badoere. La rotonda di Badoere è proprio uno dei biglietti da visita per coloro che con l'aereo magari atterrano a Treviso, perché sporgendosi un attimo dal finestrino si vede proprio questa barchessa ellissoidale che è, diciamo, il simbolo di Badoere, di Morgano, ma è diciamo uno dei punti più iconici dell'intera provincia di Treviso. È una delle cose che ognuno sa dov'è, se ci sei stato te la ricordi, e quindi diciamo anche questo spettacolo architettonico nel quale la mostra si inserisce è un motivo in più per visitarla. Presidente, 59 edizioni sono tante, però sempre nel segno di un grande prodotto, l'asparago di Badoere. E di un grande entusiasmo innanzitutto, quindi fin quando ci sarà questo entusiasmo il prodotto verrà valutato per quello che è, anche una promozione a 360 gradi. L'asparago di Badoere non devo dirlo io, lo dicono i numeri, lo dicono tutti quelli che lo vanno a gustare. È il principe un po' della provincia di Treviso, quindi in particolare quello di Badoere GP, senza fare campanilismi, ma lo è. Siete riusciti nel tempo a far crescere la manifestazione e addirittura a portarla fuori dai confini con un gemellaggio importante. Sì, diciamo che da 30 anni che la Proloco ha preso quest'onere di portare avanti questa mostra, è cresciuta nei numeri dei visitatori e non solo. E poi quest'anno, anzi sono 3-4 anni, adesso non ricordo bene, che c'è stato appunto questo patto di amicizia con il comune di Macerata Campania, quindi con la Proloco locale, quindi Macerata Campania, Vivere Caturana PS, che si è instaurata un'ulteriore amicizia nel segno poi di due prodotti molto importanti per il territorio, cioè i caseari della Campania e l'asparago di Badoere GP. Verona torna a essere la capitale internazionale del vino con Vinitaly 2026 dal 12 al 15 aprile prossimi. La manifestazione che ogni anno riunisce produttori, buyer e appassionati da tutto il mondo. Un appuntamento ormai storico che celebra non solo il vino italiano, ma anche il territorio, la cultura e l'innovazione del settore vitivinicolo. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione spiccano le regioni del nord-est, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. 3 territori diversi tra loro ma uniti da una tradizione enologica di altissima qualità e da una forte capacità di guardare al futuro. Il Veneto si conferma una delle locomotive del vino italiano, dai grandi classici come Amarone della Valpolicella e Soave fino al fenomeno internazionale del Prosecco. La regione continua a distinguersi per qualità, export e capacità di innovazione. A Vinitaly i produttori veneti presentano nuove annate, progetti di sostenibilità e strategie per rafforzare la presenza sui mercati internazionali. Tra le novità di questa edizione c'è anche una presenza rafforzata di Colli Euganei. Il consorzio di tutela infatti sarà presente per la prima volta con un doppio stand. Accanto allo spazio istituzionale dedicato alla denominazione ci sarà infatti anche uno stand interamente dedicato al Serprino, il vino frizzante simbolo del territorio euganeo, sempre più apprezzato per la sua freschezza e versatilità. Accanto al Veneto, il Trentino porta a Verona l'eleganza dei suoi vini di montagna. Qui la viticoltura si sviluppa tra vallate e pendii alpini, dove l'escursione termica e il clima fresco permettono di ottenere vini di grande finezza aromatica. Dal Trento DOC ai bianchi di grande personalità, il Trentino si presenta come un territorio sempre più attento alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle produzioni di alta quota. Il Friuli Venezia Giulia invece continua a essere considerato una delle capitali italiane dei grandi vini bianchi. Collio, Colli Orientali e Carso raccontano un mosaico di terroir unici, dove tradizione e ricerca convivono da decenni. A Vinitaly i produttori friulani mettono in evidenza non solo la qualità delle loro etichette, ma anche il forte legame con il paesaggio e con una cultura enologica profondamente radicata.
Vinitaly rappresenta così una vetrina fondamentale per raccontare il nord-est del vino, territori che non sono soltanto luoghi di produzioni, ma vere e proprie destinazioni di turismo enogastronomico. Cantine, colline, montagne e borghi diventano parte di un racconto che unisce economia, identità e sostenibilità. Un patrimonio che Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia continuano a valorizzare insieme, portando a Verona e nel mondo il meglio della viticoltura del nord-est italiano. Acquafarm 2026 a Pordenone, uno degli stand più importanti e tra i più visitati è quello della Regione Veneto. Andiamo a conoscere gli espositori. Acquafarm è la fiera più importante nazionale per l'acquacultura e il Veneto non poteva mancare. Il 60% delle imprese di produzione ittica del Veneto sono imprese di acquacultura e siamo, insieme all'Emilia Romagna, la regione più importante per la produzione di molluschi di allevamento e quindi di acquacultura. Qui siamo con uno stand che come regione abbiamo promosso insieme alle 7 organizzazioni di produttori di prodotti ittici del Veneto. Quindi lavoriamo con loro. Ai lati loro espongono i loro prodotti d'eccellenza, dalla vongola verace alla vongola di mare, l'ostrica, le cozze e anche il pesce pescato, e al centro invece proponiamo con i nostri chef, oggi qui c'è con noi lo chef Adriano Bersani, i prodotti e quindi i piatti della tradizione della produzione veneta. Siamo a Scardovari, nel comune di Portotolle, in provincia di Rovigo. Siamo l'ultimo paese del Veneto e oggi intanto ringraziamo la Regione Veneto che è sempre vicina a noi. Siamo appunto nello stand della Regione Veneto e tutto nasce ormai 10 anni fa, il 25 febbraio la Perla del Delta, l'Ostrica Rosa, festeggia i 10 anni e è nato grazie ad un incontro con il signor Tarburiès, che è un imprenditore francese, il quale si è inventato il sistema che io ho importato in Italia, che va a riprodurre un effetto marea dove non c'è escursione attraverso energie rinnovabili, un impianto ecocompatibile ad impatto ambientale zero, quindi si sposa benissimo con il territorio, si sposa benissimo con quello che è successo pochi mesi fa, quindi che anche la cucina italiana è diventata patrimonio UNESCO, gli unici al mondo, e appunto facciamo l'ostrica rosa. Allora, i nostri amici intanto da casa stanno vedendo Simone che con grande maestria sta aprendo le ostriche. Anche quella è un'arte, io ci ho provato ma non ci sono riuscito, quindi la lasciamo fare a chi è di mestiere. Quali sono le caratteristiche organolettiche dell'ostrica Tarburiès, dell'ostrica rosa? Allora, l'ostrica rosa si distingue dalle altre ostriche perché innanzitutto è allevata in verticale, è allevata in corda, quindi le distanze vengono fatte da noi, quindi dall'uomo, non vengono allevate in grossa intensità, quindi hanno una forma molto più regolare rispetto alle altre e subendo molte escursioni il muscolo adduttore diventa molto più grosso, automaticamente diventa molto più resistente fuori dall'acqua, quindi anche per il consumatore finale non ha perdite e ha un indice di riempimento che è una cosa difficilmente ripetibile. È importante essere qui per rappresentare la nostra regione con i nostri prodotti, le nostre eccellenze che vengono da tutte le varie OP che vengono rappresentate in questo stand, grazie alla regione e il suo impegno che ci dà la possibilità di farci vedere, mettersi in mostra quali sono le nostre eccellenze. Quali sono le vostre eccellenze, Lorenzo? Allora, noi siamo il consorzio, siamo tra i più grandi produttori di vongole veraci al mondo. Naturalmente abbiamo le vongole veraci, che abbiamo la vongola verace bio e la vongola verace normali. Dopodiché abbiamo le cozze della sacca di Scardovari, l'unica cozza DOP in Italia ce l'abbiamo noi. E negli ultimi anni, con l'avvento, anni fa è partito il nostro amico Alessio Greguoldo con la nascita dell'ostrica rosa, grazie alla Maison Tarburiès. E negli ultimi anni, con le nuove difficoltà avvenute a causa del granchio blu, alcune persone hanno modificato il proprio allevamento di cozze in allevamento di ostriche. E questi ultimi 2 anni abbiamo
trovato una nuova realtà che è anche l'ostrica Bora del signor Barone Nicola, e negli ultimi 2 anni questi ragazzi hanno cominciato a fare l'ostrica cuore, tutte eccellenze della Sacca di Scardovari, un ottimo prodotto come si può vedere, una cosa nuova, una realtà nuova che cerca di differenziare quello che è sempre stato il nostro mercato, che è la Vongole Verace e la cozza di Scardovari. Innanzitutto perché è un contesto istituzionale importantissimo dove abbiamo capacità e modo anche di confrontarci tra di noi addetti ai lavori, ma soprattutto con le istituzioni pubbliche, con il Ministero e con le regioni. E soprattutto questo serve per dare la capacità a noi organizzazioni produttori di interagire in un contesto nazionale per far squadra. Questa è la parte principale per noi. Che realtà è la vostra? La realtà nostra innanzitutto è un'organizzazione di produttori che nasce nel 2005, anche se la cooperativa è del 54, sono 200 imprese, noi abbiamo, è una delle OP in Italia che ha sia i mestieri della pesca al proprio interno che dell'acquacoltura, quindi noi spaziamo dalla pesca, dalla grande pesca alla piccola pesca, alla pesca vagantiva lungo i fiumi e all'interno delle lagune, per arrivare poi agli impianti di mitilicoltura offshore in mare e all'ostricocoltura, recentemente un impianto che stiamo sperimentando su 6 ettari di laguna proprio con finanziamenti regionali, e avremo la prima produzione di ostriche proprio quest'anno alla fine del 2026. Il fasolaro è un mollusco bivalve che nasce e cresce a 10 miglia dalla costa di Venezia e viene pescato da imbarcazioni da Chioggia fino a Grado in tutti i porti situate. Siamo circa 87 imbarcazioni e nei 3 compartimenti di Chioggia, Venezia e Monfalcone. Il fasolaro si contraddistingue da questo colore marroncino rossastro con questa lucentezza quasi una porcellana del mare. Quali sono le caratteristiche organolettiche e poi ci spieghi anche gli abbinamenti che si possono fare in cucina. Tra l'altro vedo che voi avete anche dei piatti pronti. Come caratteristiche si pone a metà via tra un tartufo e un'ostrica e ha comunque un gusto tutto suo che è riconoscibile quando si mangia. Si capisce subito all'interno di un piatto la presenza del fasolaro. Il nostro viaggio nel nord-est da scoprire prosegue tra il litorale della Riviera Friulana e uno dei siti UNESCO dell'area, le Dolomiti Friulane. Un'escursione per la quale abbiamo scelto un SUV crossover giapponese eclettico, versatile ma confortevole, alla linea piacevole, che ci avvolge con interni sportivi ma nel contempo comodi, imbottiti in coppelle rossa, e che ci accompagna dolcemente anche sull'asperità, con un sistema di ammortizzamento e trazione studiato per ridurre al massimo le sollecitazioni all'auto e ai passeggeri in ogni condizione di guida e fondo stradale, quindi garantisce una durata maggiore anche alla vettura e alle sue parti. Si tratta della nuova Mazda 3 e Skyactiv X che abbiamo in prova con la efficace colorazione Machin Grey, davvero azzeccata per un'auto saldamente piantata a terra e con una linea morbida e nel contempo aggressiva. Un'auto di 1998 cm3 cilindrata che eroga 137 kW, ovvero 186 cavalli, frutto dell'abbinamento di un'unità elettrica al motore Wankel, il propulsore di derivazione aeronautica che la casa con il marchio dell'Ala di Gabbiano adotta ormai da decenni. Un motore particolare che è un sistema basato sulla camera di combustione rotante, quindi non a cilindri contrapposti o in linea. Questa scelta riduce le dimensioni del motore e consente ai progettisti di realizzare il muso allungato aggressivo di modelli più recenti, bello da vedere, ma anche efficace per abbattere l'attrito della vettura contro l'aria che si incontra sul suo percorso, ovvero ridurre quello che si chiama coefficiente di penetrazione dell'aria, che è il CIX. E questo è il punto, la Mazda 3 e Skyactiv X è un SUV sportivo riuscito dalla sua mission perché ci regala brillanti performance alla guida, una guida dinamica anche in montagna, mai lo abbiamo provato sulle vie di Sappada. È sicura e affidabile perché l'erogazione di potenza avviene in modo progressivo, ideale per affrontare il fondo con scarsa tenuta, che sia neve o sterrato. Nel contempo un'accelerazione rassicurante anche per cavarci d'impiccio in situazioni impreviste che si possono verificare sul nostro percorso. Il cambio a 6 marce motorbene rapportato rende ancora più elastico il motore, che lo è comunque di sua natura, e anche arrampicandoci sulla salita che porta a Sappada ci ha confermato prestazioni generose senza sacrificare i consumi, qualità importante di questi tempi.
Il motore è a benzina e in autostrada a 110 km/h ha consumato 5 litri per 100 km, prestazione che ha replicato anche nella guida fluida in montagna. A supporto della sensazione di aggressività che viene espressa dalla coda, anche in coda, dai due vistosi tubi di scarico posizionati ai lati della coda semitronca e la linea. A favorirci nel consumo intelligente c'è il cambio a 6 marce molto ben calibrate, mentre il segreto del suo tenace ancoraggio alla strada sarà il sistema e-Active AVD, che dota questa Mazda della trazione integrale intelligente, ovvero si attiva quando l'auto ne sente la necessità. Si tratta di un sistema definito predittivo perché trasferisce all'occorrenza la potenza delle ruote posteriori. Una nota particolare sui fari che sono Matrix, ovvero assicurano un'illuminazione intensa e intelligente nei punti dove è necessaria per la guida senza abbagliare chi ci precede o le auto che incrociamo. La prima parte nostra del viaggio l'abbiamo dedicata alla Valle Vecchia di Viona, nel Veneto orientale, alle spalle di una delle più grandi città balneari del Veneto orientale e ai paesaggi che si svelano accanto alla litoranea veneta, canale realizzato 2 secoli fa per scopi militari e che tuttora collega per le vie d'acqua interne le lagune di Grado e di Venezia. Un'area protetta nella quale nidificano e vivono in libertà numerose specie di avifauna selvatica e non solo avifauna, tra le quali gli aironi che abbiamo incontrato nel corso del nostro test. Siamo poi saliti a Sappada ai piedi delle Dolomiti friulane. Abbiamo colto l'occasione della premiazione dei 2 atleti olimpionici sappadini, Lisa Vittozzi e Davide Grazia, vincitori di medaglie d'oro e di bronzo alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, per andare fino a su. Sappada è una località montana del nord-est tra le più amate dagli sciatori, specialmente per le specialità alpine, ma anche per lo sci nordico, tant'è che il vice sindaco è un già campione olimpionico di sci da fondo, perché le sue piste, le piste di Sappada, scendono accanto ai monumentali scenari dolomitici, ma sono molto tecniche. Anche nella bella stagione Sappada offre incantevoli occasioni per le escursioni nel mondo della natura e in pieno relax ci sono diversi ritrovi che magari andremo a visitare le prossime volte. Associati olivicoltori, ben ritrovati al numero 14 del periodico 3 aprile 2026. La fase di ripresa vegetativa sta avanzando, stiamo recuperando anche come ore di luce e di calore la stagione 2025. Se prima eravamo in ritardo di 3 o 4 giorni, in questa settimana li stiamo recuperando. Continuano le potature e come indirizzo fitosanitario si raccomanda sempre a fine dei tagli di eseguire un intervento fitosanitario con prodotti rameici oppure con dodina, soprattutto dove avevamo già presenze di occhio di pavone e di piombatura negli scorsi anni. L'utilizzo della dodina va a dare la possibilità di attuare un'attività di contrasto ai parassiti fungini sia in azione preventiva che curativa. Abbiamo riscontrato in più oliveti delle infezioni fungine da parassiti opportunisti. Potrebbero essere il foma o anche Botrosferiaceae. Vanno ad intaccare la corteccia, creano delle fessurazioni con protuberanze che si allungano longitudinalmente. Gradualmente questi funghi penetrano anche all'interno e vanno ad occludere i vasi linfatici. Come attuare un'azione di contrasto? Utilizzando prodotti rameici oppure utilizzando, come abbiamo già specificato prima, con prodotti a base di dodina. Sono infezioni già presenti da anni nei nostri oliveti, però in alcune annualità hanno delle azioni più marcate ed è per questo che è necessario attuare sempre una corretta osservazione delle nostre parti vegetali della chioma durante le potature. Mosca delle olive. I monitoraggi di questa settimana hanno dato bassa presenza di adulti.
però le temperature che ci sono fra i 16 e i 18 gradi durante le ore diurne danno la possibilità a questo insetto anche di accoppiarsi e le femmine anche di ovi deporre sulle olive rimaste attaccate negli alberi dallo scorso anno. Tignola dell'olivo. Siamo in presenza della generazione fillofaga. Vale la pena di attuare delle attente osservazioni sulle foglie e a tale proposito abbiamo creato un articolo specifico nel periodico per approfondire questo tipo di aspetto, come si presenta la larva, come è facile confondersi con altri lepidotteri. Concimazioni. Se non già attuato, è il momento opportuno per intervenire con la prima dose di azoto. Utilizzare urea, nitrato di calcio, nitrato ammonico. Abbiamo specificato nei periodici precedenti le modalità di utilizzo di questi fertilizzanti, la capacità che hanno di aiutare la pianta in questo primo momento, legati anche alla sostanza organica. Possiamo utilizzare anche prodotti composti di azoto, di fosforo, di potassio. Anche in questo caso siamo andati a indicare le dosi di utilizzo per ettaro e per pianta di ulivo. E adesso, nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon risentirci alla settimana prossima. Chiusura di puntata per Verde a Nord-Est, era questo l'ultimo servizio, se lo volete rivedere lo potete fare sul nostro canale YouTube, potete scriverci, la mail redazione@verdeanordest.it, seguiteci durante la settimana sui nostri social e mettete i vostri like, noi torniamo a farvi compagnia in TV la prossima settimana, stessa rete, stessa ora ed ora andiamo a farci una passeggiata a Venezia.